Quindi continuiamo a consentire l'accesso per le prestazioni non prima dei 15 minuti dall'orario della prestazione stessa. Non sono ammessi accompagnatori, a parte casi particolari come ormai è noto. Viene rilevata la temperatura e tutti coloro i quali hanno una temperatura uguale o superiore ai 37 gradi e mezzo non dovrebbero neanche presentarsi al triage. L'altro appello che mi sento di fare è che va privilegiata, dove chiaramente è possibile, la prenotazione e l'esecuzione dei controlli da remoto. Non cambiano le linee guida che l'Istituto Oncologico Veneto ha messo in atto per contenere l'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Stanno per arrivare inoltre a conclusione i lavori per creare ingressi e uscite separati per il triage. Una seconda ondata che si sta presentando più complessa della precedente, dice il direttore sanitario dello IOV. Dipendenti positivi sono 10 a Padova e 5 a Castelfranco. Diciamo che è proprio su questo che si vede anche la diversità tra i due periodi, quello vissuto fino a maggio e quello che ci stiamo apprestando a vivere. Adesso siamo a macchia di leopardo. I dipendenti sono 1170, da aggiungere a questi quasi 300 ricercatori. C'è stato inoltre un boom di adesioni da parte del personale per il vaccino antinfluenzale. Che nel corso degli anni sono state messe in atto, soprattutto negli ultimi 3 anni, campagne vaccinali di una certa consistenza e quest'anno stiamo vedendo il boom delle adesioni. In questo momento siamo fermi perché stiamo aspettando l'ultima tranche di vaccini, però i primi 600 sono già stati somministrati e adesso ne aspettiamo ulteriori 600